pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme Idee e Persone ogni mercoledì e giovedì sera dalle 21 su Serenissima TV. Terra di meraviglie, cultura e grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme Idee e Persone ogni mercoledì e giovedì sera dalle 21 su Serenissima TV. Amici telespettatori, benvenuti in un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Come sapete, l'appuntamento settimanale mercoledì e giovedì del nostro talk, dove andiamo a parlare di opinioni, di idee, ci confrontiamo con le persone, magari non notizie, meno notizie, ma più idee, più opinioni. Ci piace fare l'analisi delle situazioni, l'analisi delle circostanze. Andiamo subito a vedere il nostro tutorial, perché come sapete c'è la possibilità non solo di vedere qui dal canale 15 di Digitale Terrestre, ma anche su Facebook, il nostro mitico Facebook, come si fa a vivere senza social, e specialmente i nostri ragazzi non ne possono fare più o meno, ma anche di una certa età, mi dicono. Quindi basta andare sulla pagina Insieme delle Persone TV, ecco qua, vedete c'è una bella stringa grigia, promemoria, guarda la diretta e guardate un po' cosa succede, c'era esattamente in tempo reale quello che succede qua dentro, quindi c'è uno sfasamento solo di 15-20 secondi fra quello che succede qui in diretta e quello che succede su Facebook. Non contenti anche su YouTube. Quindi veramente non ci sono scusanti né attenuanti per chi non vuol guardare. Siamo dappertutto, quindi per il Veneto c'è Insieme e le Persone TV, canale 15 Serenissima, su tutto il resto d'Italia e del mondo, Facebook e YouTube, perché sono anche molte le persone che ci seguono dall'estero. Oggi ovviamente parliamo di un Draghi taciturno, del nuovo DPCM, di questi vaccini che non ci sono, di questo governo che ha un po', diciamo, si è formato in maniera naturale, la spartizione dei sottosegretari, cioè ne sono avvenute parecchie cose questa settimana. Io però non voglio dirvi nulla, perché già sapete che mi dedico 5 minuti al giorno con l'opinione. Chiederemo ai nostri ospiti, che vado subito a presentarvi. Allora, abbiamo qui in studio, in presenza quindi, Giulia Andrian, che è consigliere comunale a Schio, in provincia di Vicenza. A me piace sempre a spiegare la provincia, perché magari mettiamo che qualcuno alla geografia non sia Partito Democratico. Poi abbiamo invece Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe, provincia di Padova. Buonasera. Sindaco. Poi Giacomo Cusumano, invece consigliere comunale a Padova del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti e a tutte. Ecco, poi invece in collegamento Skype abbiamo invece il consigliere regionale Veneto della Lega, Filippo Rigo. Eccolo qui. Buonasera consigliere. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie a lei. Poi invece abbiamo Flavia Pastò, che è assessore turismo, edilizia privata, pari opportunità, politiche giovanili, decoro urbano, cioè le ha dato tutto praticamente. Lei fa tutto lei, Pastò. Cioè qua c'è un elenco. No. Uffici demografici, Jesolo. Ecco, l'unica cosa. Jesolo, provincia di Venezia, famosissima località. Poi invece dalle 21:30 avremo un altro collegamento. Allora, sindaco Schiesaro, quindi non sono contento di questo piano vaccini fatto dall'Italia. A livello europeo, a livello mondiale stiamo facendo veramente una magrissima figura. Cioè, è un dato di fatto, lo ha detto lei. Diciamo, il piano vaccini sta andando, a mio avviso, molto a rilento, ma i dati, diciamo, sono sotto gli occhi di tutti. La Gran Bretagna ha vaccinato 20 milioni di persone, addirittura il Marocco ha superato Italia e Francia. Ci sono dei paesi europei che intendono fare degli accordi oltre a quello, diciamo, oltre a mantenere la linea europea, a sottoscrivere degli accordi con altri paesi, penso l'Austria con Israele, la Danimarca con Israele. Diciamo che io non ho ancora abbandonato e non abbandono la mia convinzione che l'Europa è un motore importante, ma se diventa una sovrastruttura burocratica diventa peggio del centralismo romano.
e questo non fa altro che appesantire ulteriormente un piano europeo dei vaccini che, se ha il beneficio di creare un'economia di scala, quindi acquistare tanti vaccini e diciamo comprimere i prezzi, dall'altra parte sta rallentando moltissimo il piano delle vaccinazioni. In Italia abbiamo 4 milioni e mezzo di vaccinati, le ULSS territoriali alle riunioni alle quali io partecipo stanno lavorando alacremente sui piani logistici, peraltro diciamo senza avere i vaccini, o meglio ne abbiamo ma molto pochi. Sindaco, nel suo comune quanti sono i vaccinati? Allora, i vaccinati, a me piacciono i numeri, quindi al 28-2, quindi al 28 di febbraio avevamo 380 persone, cittadini di Cadoneghe vaccinati. Entro la fine del mese di marzo arriveremo a 400 vaccinati. Oggi, dunque 2 settimane fa abbiamo vaccinato diciamo, le educatrici del nostro asilo comunale. Oggi hanno iniziato a essere vaccinati le scuole, le scuole medie, le scuole elementari e anche il nostro Quindi dirigente. su 15.000, 16.000 abitanti che a Cadoneghe, 16.100 abitanti. 3% alla fine. Esatto, sì. Quindi è male, devo dire male, anche perché usciamo da questo momento critico solo grazie ai vaccini. Quindi prima aumentiamo diciamo, il tasso della nostra popolazione che è vaccinata, prima ripartiamo, e questo è fondamentale, perché prima aumentiamo il tasso di vaccinazione, prima saremo diciamo, avvantaggiati e potremo ripartire diciamo, anche con le aperture. Avete visto, la Gran Bretagna ha raggiunto 20 milioni di vaccinati, non perché diciamo, siano dei fenomeni o dei superuomini, ma perché hanno fatto un piano di vaccinazione. I vaccini li avevano ordinati ancora l'anno scorso, non avevano le primule diciamo, di Arcuri, avevano gente seria che comunque ha proposto un sistema di vaccinazione giusto o sbagliato, però sta dando i suoi frutti. Ci sono delle curve di tassi epidemiologici di persone over 60 in Gran Bretagna che sono in fortissimo ribasso, quindi il tasso di diffusione del virus, e addirittura stanno chiamando i quarantenni. In Italia siamo ancora fermi al 1941. Ecco, fra l'altro, bene, grazie Sindaco per questa foto della situazione, molto analitico come al solito, Sindaco, ma ricordiamo 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa. Se volete invece fare qualche commento su Facebook, vedete, sotto la diretta potete dire la vostra. Quindi Cusumano, questa Europa non funziona alla fine, diciamoci la verità. Ecco, lo chiedo a lei perché comunque all'inizio del Movimento 5 Stelle, quando è nato il famoso governo giallo-verde, mi sembrava che vedesse l'Europa come un momento di scontro, cioè eravate un po' anti-europeisti, poi siete diventati molto europeisti quando avete fatto il governo col PD. Però di fatto questa alla fine, all'atto pratico, nel momento in cui l'Europa doveva dimostrare di avere diciamo, una certa forza contrattuale, è stata stritolata dalla burocrazia, è stata stritolata dalla inefficienza. Però vediamo prima una telefonata. Pronto, chi parla? Sì, pronto, buonasera, sono Mario da Vigo Lazzare. Sì, prego. Volevo capire un attimo, perché mi sembra che il signore che parlava prima, penso sia il sindaco di Cadone, non ricordo il nome, parlava di vaccini, che siamo indietro per colpa di Arcuri, ma volevo capire bene perché è colpa di Arcuri. A quanto mi pare, da quanto ho capito dall'informazione che si ha, i contratti con le case farmaceutiche li ha fatti l'Europa. Tutta l'Europa, che poi dovevano essere distribuiti, che poi sono arrivati in ritardo e arrivano metà, un terzo di quello che deve arrivare. La sanità, mi sembra che come sanità, per quanto messa male sia la nostra sanità, insomma, non ci siano problemi nel smaltire le scorte. Va bene, grazie allora l'amico da Vigo Darzere, diciamo va bene, sì, adesso diamo anche questo tipo di indicazione, poi magari Schiasaro se vuole rispondere, però effettivamente Schiasaro non ha detto questa cosa qua.
Cosa fanno? Allora, la domanda è stata molto precisa, credo, le ho dato il vantaggio di prepararsi la risposta, indiscutibile. Prego. Sul piano vaccinale noi in Italia, voglio dire, abbiamo le nostre difficoltà, ma io vedo tanto che si punta il dito magari al singolo governo, piuttosto che alla regione che li cerca e poi non li trova, piuttosto che all'Europa che li cercano e le trova, ma secondo me stiamo un po' sbagliando soggetto, nel senso che è vero che gli Stati e l'Europa ha le sue responsabilità rispetto ad altre situazioni che vediamo in altre zone del mondo. Quello che a me lascia perplesso è la gestione che hanno le case farmaceutiche un attimo di questo vaccino, perché alle volte sembra quasi che vogliano fare mercato, che privilegino degli Stati piuttosto che altri, che abbiano prezzi differenti, ma quello che deve passare come messaggio principale è che se noi non vacciniamo tutto il mondo, noi buttiamo fuori il Covid dalla porta, però ci rientra dalla finestra. Perché, faccio un esempio, noi mettiamo caso riusciamo a fare Veneto Covid free, però se dopo non riusciamo a vaccinare l'Emilia Romagna, abbiamo un problema che è vicino a casa nostra e abbiamo visto che i vaccini rispondono bene solo se però aumentano i numeri, nel senso, faccio l'esempio, in Veneto siamo circa 5 milioni, facciamo conto, se noi raggiungiamo i 3 milioni di vaccinati iniziamo ad avere un'immunità di gregge. Allora è così che bisogna ragionare. Ora non ricordo se Pfizer o AstraZeneca ha rilasciato per l'autoproduzione del vaccino, una delle due si era detta disponibile mi pare. Ecco, questo è un punto importante secondo me. Se il problema per le case farmaceutiche sono i soldi in questo momento, io penso che sarebbe il problema, diciamo, veramente becero per come sta andando il mondo. Però che ci siano due marce, io vedo su alcuni stati, Israele, vediamo cosa è successo anche in Gran Bretagna, insomma, hanno numeri diversi rispetto a noi che invece, secondo me, ci siamo comportati unitariamente a livello europeo. Poi a un certo punto Zai ha iniziato a cercarli, evidentemente non li ha trovati perché poi non sono venuti fuori, Quindi ma in un certo senso lo capisco anche. Non funziona l'Europa, cioè la prima prova che avrebbe voluto dimostrare una certa struttura, come dire, ossatura, per ogni caso, termini, però ha dimostrato invece di essere fragile, divisa, burocrate. Siamo in ritardo perché le strutture ci sono anche a Padova adesso, abbiamo tutto l'impianto, diciamo, polo fieristico adibito come ci sono anche in tantissime altre città. Verrà anche ampliato perché ci sarà anche la possibilità di poter vaccinare più persone. Dovrebbero arrivare, ha detto il sindaco in questi giorni, 126.000 dosi in più. Ecco, si consiglia di non tenere le seconde dosi per il richiamo e di fare totalmente le prime dosi perché dicono che così hanno visto proprio, lo vediamo dagli altri stati, è brutto dirlo, ma arriviamo un po' in ritardo e vediamo i risultati sugli altri stati. Fare una vaccinazione di massa anche solo per la prima dose dà delle possibilità, voglio dire, di abbassamento della contagiosità molto importante. È chiaro che però in questo momento le case farmaceutiche, secondo me, molto sbagliato che abbiano due pesi, due misure in base agli elementi che hanno davanti, perché siamo un mondo unico, non c'è Stato in questa cosa, i confini sono nostri, ma se noi non risolviamo il problema, faccio l'esempio in Romania, voglio dire, è un problema che abbiamo in casa, noi tutti, se non risolviamo il problema in Africa, per esempio, delle vaccinazioni, perché li consideriamo distanti, perché pensiamo che non sia un nostro problema, non è vero, perché dopo rientra. Quindi bisogna ragionare a livello globale e complessivo. Vedere che ci sono due pesi, due misure dà molto fastidio anche a me perché questo ci limita, lo vediamo in tutte le azioni Flavia Pastò, quindi lei come assessore a Jesolo sta affrontando, magari lei diciamo, quando ha cominciato a svolgere il suo ruolo, mai magari avrebbe pensato di dover affrontare una tale situazione. Quindi, insomma, in pratica, diciamoci la verità, questo Stato comunque che si è accodato all'Europa, lo Stato che ha voluto un po' troppo dipendere dall'Europa, ha determinato poi un rallentamento del piano vaccinale, colpa di Arcuri o no, alla fine ci interessa poco, questi morti pesano secondo me sulla coscienza della burocrazia italiana, europea, però di fatto lo Stato cosa dice? Siccome io sono un burocrate e mi sono agganciato all'Europa e purtroppo devo seguire la van der Leyen perché se no non mi danno i soldi del recovery plan, cara Italia, cara Jesolo, chiudi tutto, alberghi, ristoranti e chi ne ha più ne metta perché sennò aumentano i contagi. Non le sembra un po' paradossale questa situazione? Beh, noi purtroppo abbiamo dovuto affrontare, come tantissime altre località legate al turismo, questo problema. L'estate scorsa fortunatamente abbiamo avuto un'ottima risposta perché la gente ama la nostra località, perché la gente
complice anche il lungo periodo di lockdown forzato, aveva voglia di stare all'aria aperta e quindi si sono riversati appena hanno potuto nelle nostre spiagge. Adesso al momento dei vaccini noi siamo pronti, abbiamo messo a Ma lei, disposizione il Assessore, nostro scusi se interrompo, palazzo. stata una di quelle, mi dica la verità però, voglio sapere la verità, lei è stata una di quelle che ha fatto le foto e poi ha messo guarda quanta gente, quanti assembramenti, oppure era contenta quando ha No, visto? no. No, allora noi siamo contenti ovviamente se la gente viene a Jesolo. L'importante è che venga in maniera intelligente, quindi rispettando il distanziamento, portando la mascherina, perché ovviamente se arriva gente e si comporta in maniera sbagliata, ce ne rimettiamo anche noi, perché anche noi purtroppo possiamo prendere il Covid e quindi dobbiamo assolutamente stare attenti. Jesolo non è una grandissima città perché fa comunque 26.000 abitanti, quindi parliamo di numeri abbastanza piccoli, però poi durante il periodo estivo diventiamo quasi una metropoli e quindi dobbiamo far fronte anche a tantissime persone che ci raggiungono. Dicevo, abbiamo messo a disposizione il nostro Palazzo del Turismo dove solitamente facciamo i concerti che ovviamente sono bloccati e sono stati rimandati, quindi abbiamo già predisposto tutto per i vaccini, non solamente per la città di Jesolo, ma anche per le vicine Eraclea e Cavallino. Quindi 3 città che verranno a fare i vaccini tutte quante da noi. Siamo pronti, abbiamo già parlato con l'ASL, vorremmo riuscire a vaccinare tutto il personale del comparto turistico prima dell'inizio della stagione. Questo per noi sarebbe un ottimo inizio di stagione perché potremmo anche accogliere i turisti in maniera più sana. Senta, Assessore, poi parliamo del turismo, del turista, però parliamo anche di chi il turismo, diciamo, vive, la persona, le attività, quindi l'impresa. Ecco, Jesolo come si sta comportando a tutela delle categorie? Beh, noi come comune ci stiamo attivando per cercare di sgravare il più possibile quelle che sono le spese fisse dei nostri esercenti, quindi andandogli incontro con delle riduzioni di tasse. Sicuramente è stata una bella batosta perché noi contiamo più di 350 hotel, quindi provate a pensare un'intera categoria bloccata per così tanto tempo, per non parlare poi dei ristoranti, delle attività, delle discoteche, perché anche il mondo della notte, il mondo degli eventi, dei concerti è comunque una realtà molto forte e molto sentita a Jesolo. Tantissime persone vivono di questo e sono ferme ormai da un anno perché ricordiamo che ci sono locali che l'anno scorso hanno aperto 2 giorni e basta e quindi da un anno non stanno lavorando, quindi diventa veramente difficile. Ecco, senta, Assessore, come vede diciamo, parliamoci francamente, si tenderà secondo lei il piano vaccinale, mi sa, qua, anche la trasmissione settimana scorsa da noi, arriveranno 10 milioni di vaccini, il problema non è a far arrivare 10 milioni di vaccini, il problema è vaccinare le persone, perché se facciamo 5-6 corsie preferenziali, 5-6 corsie di lavoro, a parte il personale che si deve organizzare, eccetera, è chiaro, la matematica non sfugge alla logica, più di 8 persone al giorno non si possono vaccinare. Cosa consigliamo al turista veneto? Cioè, ci sarà secondo lei la possibilità di fare la vacanza fuori regione? Conviene agganciarsi all'ombrellone della spiaggia il prima possibile? Ecco, cerchiamo di dare anche No. una possibilità, perché comunque alla fine diciamo che le persone non possono vivere solo di bollettini, perché dopo magari, non so, Assolutamente. parleremo anche dell'effetto mediatico di certe dichiarazioni, vi farò vedere assieme dopo come certe informazioni vengono distorte da certi giornali. E quindi diamo come dire, una tranquillità su quello che potrebbe essere la vacanza di luglio, perché ricordiamoci che giugno e luglio sono arrivati fra 3 mesi e giugno. È domani, è è praticamente domani. domani. Noi speriamo di poter lavorare, di riuscire a lavorare anche come l'estate scorsa. Abbiamo già iniziato il ripascimento delle spiagge, quindi abbiamo già iniziato i lavori per quanto riguarda la spiaggia. Gli ombrelloni verranno posizionati come l'anno scorso, quindi con un distanziamento maggiore, in maniera tale da permettere anche alle varie famiglie di poter soggiornare sotto l'ombrellone senza mascherina. Poi nel momento in cui escono dall'area
delimitata del loro ombrellone dovranno ovviamente tenere la mascherina. La prenotazione viene fatta tramite un'app in maniera tale da avere anche tutti i dati e nel caso ci fossero appunto contagi di poter in qualche modo ritornare alle persone che erano stanziate lì vicino e poterle contattare. Sicuramente i nostri imprenditori, quindi albergatori, ristoratori, sono pronti, stanno seguendo e hanno già seguito nella scorsa stagione tutte le normative, quindi il distanziamento, l'uso della mascherina, le prenotazioni appunto anche per andare a mangiare al ristorante, i tavoli separati, distanziati, massimo 4 persone, insomma ogni cosa che si inventano riescono a recepirla e a farla loro. Abbiamo notato come ci sia stata nella scorsa stagione una tendenza all'affitto dell'appartamento, forse per sentirsi un po' più al sicuro. Ecco, anche gli alberghi comunque sono sicuri perché vengono sanificati, quindi volevamo ricordare al turista che può scegliere le nostre località, può scegliere il Veneto, può scegliere Jesolo, proprio perché stiamo attenti a tutto tutto, quello che diciamo. riguarda. Vabbè, insomma, come diceva Esatto. lei, E poi, Jesolo non è una città che si improvvisata, quindi è abituata a gestire no, bene il turismo, quindi può assolutamente. garantire anche una certa sicurezza. Bene, allora, consigliere Rigo, la domanda la faccio anche a lei, visto che comunque Salvini è stato accusato di essere anti-europeista e dopo, perché per il solo fatto che è entrato nel governo, secondo alcuni, ovviamente questo è quello che dicono i giornali di sinistra, è diventato europeista d'emblée. Invece mi sembra che comunque conservi un aspetto critico. No, la Lega rimane identitaria. Ecco, la scelta di partecipare al governo, a questo governo, è stata una scelta importante per la Lega, è stata una scelta su cui si è ragionato in un momento storico unico nell'era moderna, in un momento di crisi pandemica, in un momento di crisi economica come mai dal dopoguerra ad oggi. La Lega ha fatto un'azione di responsabilità e si impegnerà per portare avanti determinate partite, come dice lei, non riservando magari qualche critica o tenendo comunque la nostra identità e le nostre idee. Alla Lega sono stati affidati assessorati ministeri, scusate, che riteniamo strategici. Primo fra tutti quello del ministro Giorgetti sullo sviluppo economico, dove c'è già stato un netto cambio di passo. Il ministro in questi giorni sta incontrando, facendo riunioni anche oggi stesso per portare avanti la produzione, per cercare di iniziare la produzione dei vaccini in Italia, di modo da non dipendere dai ricatti o dai giochetti di chissà chi. Ha preso in mano dossier importanti come l'ILVA, ci sono ministeri strategici come quello del turismo. Io sentivo l'assessore parlare, il turismo con il ministro Garavaglia è per il Veneto di sicuro un asset strategico unico, non solo per Jesolo ma per tutto il Veneto. Io vorrei ricordare che sono 60 milioni i turisti che fino al 2019 ogni anno arrivavano in Italia, settore che dopo fa da traino anche per molti altri, penso al commercio, penso all'agroalimentare, penso al manifatturiero. Per ultimo, ma non per importanza, infatti, ecco, sul turismo l'assessore Caner ha già incontrato il ministro Garavaglia anche per chiedergli che gli operatori turistici vengano vaccinati in tempi stretti, ecco, perché erano giuste le considerazioni che faceva prima l'assessore. Prima ci si immunizza, prima si può ricevere serenamente. Un Veneto Covid free ovviamente sarebbe attraente per tutti. E poi il ministero della nostra Stefani, il ministero importantissimo, quello della disabilità, perché sappiamo che intanto è bello che sia stato reistituito questo ministero, perché nell'ultimo governo non c'era, nel governo precedente, ma poi sappiamo che i disabili in questo anno sono i disabili fragili, sono le persone che hanno sofferto di più
la pandemia, perché costretti ad essere rinchiusi, perché con le fatiche che i loro familiari hanno dovuto affrontare per uscire da questa situazione, sono di sicuro le persone a cui andrà dato uno sguardo maggiore. Bene, senta, allora, siccome l'assessore ha ancora pochi minuti concordati, quindi pensiamo a Jesolo, quindi come non solo la città, perché uno pensa a Jesolo, l'ombrellone, la coda in macchina, giusto, le multe, giusto assessore, le multe che qua, cioè, No, dai. se uno non rispetta le regole, cioè, è evidente. Invece Jesolo non è solo questo, ma ecco, spieghiamo, magari ci vuole dare un breve cenno, quindi piste ciclabili, Assolutamente, sì. c'è la Jesolo in natura, questi ultimi sì, anni ha cercato di puntare molto sull'allungamento della stagione, quindi non solamente l'aspetto balneare, che è l'aspetto che comunque ci ha resi famosi negli ultimi anni, ma sta cercando di aprire proprio un ventaglio di offerta turistica differente, puntando molto sulle piste ciclabili, quindi tutta una serie di nuovi interventi che sono stati fatti, che hanno permesso di collegare le piste ciclabili del comune di Jesolo con le grandi ciclovie del Veneto, quindi pensiamo anche alla Treviso-Stiglia, pensiamo anche ai collegamenti tra Monaco e Venezia, pensiamo a Trieste, Venezia, quindi riusciamo a entrare in un sistema di percorsi ciclopedonali che permettono di andare alla scoperta di una Jesolo insolita, una Jesolo più naturalistica, una Jesolo a contatto con appunto la natura, con la laguna, quindi tantissimi territori da scoprire. Lo stesso presidente Zaia pochi giorni fa ha pubblicato una foto dei fenicotteri rosa di Lio Piccolo che erano stati appunto fotografati qui a Jesolo, quindi tantissime cose da vedere e tante da scoprire, quindi ci auguriamo che i turisti scelgano di stare all'aria aperta, scelgano di venire a Jesolo e ci auguriamo soprattutto di essere covid free come diceva appunto l'assessore prima. anche perché poi assessore c'è anche Venezia, quindi avete anche la possibilità di creare questo collegamento culturale con Venezia, vicina a Jesolo, quindi Importantissimo, bene. importantissimo. Bene, bene, allora ecco, io assessore la ringrazio, adesso noi stacchiamo con la pubblicità, però vorrei veramente dare, se mi consenta Pastore, tutto il mio sostegno al suo compito gravoso in questo momento e tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per riattivare il turismo locale. Se non viene più il cinese e l'americano dall'estero, tocca a noi rivitalizzare dal nostro contributo personale perché il turismo riparta nel rispetto delle regole. Bene, buon lavoro, buona continuazione, Pastore. Allora. Grazie mille, buona serata. Grazie. Noi invece ci vediamo fra pochissimo. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Bene, eccoci di nuovo in diretta. Ricordiamo chi siamo.
Insieme delle persone TV è una nuova maniera di concepire l'informazione. Quindi sì, notizie con la nostra testata di 60 News, che è regolarmente registrata, quotidiano online, ma anche molta opinione. Quindi il nostro TG non è un TG, quello che noi facciamo 13.30, 13.45, non è un TG solo di sparare notizie raccolte, è una maniera anche di commentarle. Così come la nostra opinione, che facciamo intorno alle 21, 21.10, è la maniera ovviamente di raccontare anche un po' di come riusciamo a capire le cose, perché poi alla fine non vale solo la pena assorbire le notizie, bisogna capire anche quello che succede. E noi ci permettiamo di dire anche la nostra, anche se talvolta quello che diciamo anticipa i tempi. Per 3 mesi abbiamo detto speriamo che qualcuno si accorga che questo governo non va bene, evidentemente qualcuno ci ha ascoltato. Insieme idee e persone TV. Bene, allora salutiamo il giovanissimo Mattia Stoppato, eccolo qua, ecco qui, faccio un cenno con la mano, Stoppato. Buonasera a tutti. Ecco qua, eccolo qua. Capogruppo Lega San Giovanni Lupatoto, che è un comune in provincia di Verona, giusto? E vice coordinatore Lega Giovani Verona, giusto? Mi conferma? Confermo. Benissimo. San Giovanni Lupatoto, ridente cittadina alle porte di Verona. Perfetto, perfetto. Diciamo, vabbè, spieghiamo Stoppato che lei, vabbè, non è qua fisicamente, però è la famosa poltrona giovani che noi abbiamo, che da settembre ci caratterizza per dare la possibilità a tutti i giovani che stanno facendo politica di farsi avanti, di mostrare le loro competenze, di non avere timore della TV, ma anzi di mettersi in gioco. Bene, allora io vorrei fare una domanda alla Giulia Andrian. Giulia Andrian, abbiamo parlato, ecco, ricordiamo 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa. Abbiamo un po' parlato dell'Europa, il PD è sempre stato molto vicino al concetto di Europa, cioè io ho sentito esponenti del PD che mi hanno detto l'Italia regione d'Europa, però analizziamo questa cosa qui, che comunque l'Europa non è che abbia molto funzionato, però ecco, scusi, è arrivata una telefonata, vediamo chi è pronto, chi parla, poi rivediamo la risposta. Sì, buonasera, vorrei fare una domanda a Mattia Stoppato. No, scusi, mi dice il suo nome, da dove chiama, per favore? Sono Umberto da San Giovanni. Sì, prego, mi dica. Sì, io sono un cane e mi ricordo che un paio di anni fa l'assessore Mattia ha fatto una dichiarazione che per gli allori piantati ha accusato i cani e le pisciate dei cani sul verde pubblico. Sì, vabbè, insomma, sono quelle cose purtroppo che succedono quando c'era il bello della diretta. Alla fine non ho capito bene, vabbè, insomma, evidentemente qualcuno che ci spiegherà meglio, non lo so. È uno scherzo, vabbè, insomma, è il bello della diretta. Allora, Andrea, abbiamo parlato di questo PD molto legato all'aspetto, in maniera convinta all'aspetto europeista, quindi come dicevano alcune persone qua in trasmissione mi hanno detto sì, io vedo in prospettiva l'Italia regione dell'Europa, però di fatto io la chiamo la normalizzazione, no? Questa normalizzazione che parte da lontano, parte dal normalizzare i prodotti, non avere, vi ricordate i famosi semaforini rosso, arancione, che fatalità tutti i nostri prodotti tipici avevano tutti il semaforo rosso, quindi questa voglia di normalizzare i prodotti, però ecco, questa secondo me, le norme uguali per tutti, senza salvaguardare l'identità nazionale, corriamo il rischio anche delle caratteristiche tipiche di ogni popolo e di ogni nazione. Però diciamo questo processo si stava attuando anche con questa politica della vaccinazione globale, addirittura Van der Leyen parlava di una specie di tesserino, di un passaporto per i vaccinali, come se poi alla fine i vaccini non si sono ancora visti, Van der Leyen lei già parla di un tesserino. Vabbè. Però ecco, non mi preoccupa questa tendenza alla normalizzazione, all'appiattimento, al siamo tutti uguali, se appena qualcuno ha qualche caratteristica personale e non ti devo tenere tranquillo perché tu dai fastidio. Ecco, mi preoccupa questa cosa. Andrea. Beh, allora, sta parlando con una europeista convintissima, per cui ecco, su questo no, si fa fatica a far cambiare idee alle persone, ma personalmente su questo punto faccio parte anche del movimento federalista europeo, per cui che proprio è il movimento che è nato in Italia dal Altiero Spinelli, che ha
veramente in un momento esule a Ventotene, confinato a Ventotene, ha elaborato un'idea di Europa in un momento in cui l'Europa si faceva la guerra, perché ha capito che solo un'Europa pacificata poteva portare il benessere delle persone, e non dimentichiamo che l'Europa sta vivendo il periodo di pace più lungo della sua storia, grazie anche proprio a questa federazione che è nata a fatica però e a piccoli passi. Ma volevo tornare, diciamo, anche sul discorso vaccini, che appunto l'Europa è stata presa in causa da più parti. Adesso gira molto anche su WhatsApp il video di una eurodeputata francese, della sinistra francese, molto critica nei confronti della Presidente della Commissione europea. Però volevo fare questo, veramente parto da una considerazione. La ricerca con fondi pubblici, che potrebbe portare a un vaccino pagato con fondi pubblici, poi naturalmente è di dominio pubblico quel vaccino, no? Pensiamo a Ilaria Capua, che all'Università di Padova Legnaro ha individuato il vaccino per la viaria e lo ha liberato immediatamente, cioè non ha creato il brevetto in modo tale che potesse essere utilizzato subito. È logico che non possiamo pretendere, sarebbe bello, non possiamo pretendere che un'azienda privata che fa profitto, fa ricerca e alla fine si paga, si paga la ricerca attraverso i profitti. Quello che possiamo fare, se l'azienda privata arriva prima del pubblico al vaccino, è avere più forza contrattuale possibile. Allora, è vero, possiamo criticare l'Europa di non aver effettivamente magari avuto un potere contrattuale più forte, ma pensiamo cosa sarebbe successo se i 27 paesi fossero andati singolarmente a fare campagne acquisti nelle varie aziende farmaceutiche. La prova ce l'abbiamo l'Inghilterra. Forse la prova ce l'abbiamo l'Inghilterra ha vaccinato 20 milioni di persone, quindi, e questo non voglio dire che il modello inglese sia il migliore, però la prova controfattuale noi ce l'abbiamo, quindi vuol dire che l'Europa deve lavorare meglio su questo punto, perché sennò sta diventando... Tra l'altro proprio sentivo oggi per Radio 24, dicevano in realtà attualmente il problema non è tanto il possesso dei vaccini, ma è proprio la capacità di vaccinare, cosa che appunto è stata detta anche da lei prima. E in questo purtroppo la Regione Veneto è 15ª, cioè nell'ordine della classifica delle varie regioni. Ecco, quindi diciamo, un'efficienza nella campagna vaccinale, un'organizzazione, anche quella, ecco, dobbiamo metterci un attimo in pari e quello è una gestione regionale. Sulla campagna vaccinale volevo fare anche un attimo un appunto, perché adesso io sono semplicemente una consigliera comunale, per cui non mi vengono comunicati i dati, però diciamo vengo contattata magari da cittadini un po' preoccupati che mi dicono: ma come, ho il fratello disabile, come mai ho la sorella che ha 83 anni, come mai non sono ancora arrivati a me? Ecco, diciamo la campagna, il piano vaccinale ha previsto giustamente delle categorie a rischio che adesso insomma sono state vaccinate, gli ospedalieri, l'RSA. Sì, ci sono ancora gli anziani che aspettano, gli ultra ottantenni. No, quelli sono appena iniziati, e praticamente appunto mi sono informata proprio per rispondere a chi... Sono quelli che muoiono, ahimè, sono quelli che muoiono. Esatto, allora se guardiamo i dati, 70 80enni è proprio la fascia più colpita come mortalità diciamo, le priorità sono quelle, e attualmente sono 2 gli anni, quelli del 40 e del 41, che sono stati vaccinati, quindi adesso si va a ritroso e d'altra parte cominciano le categorie. Io sono insegnante e in teoria, diciamo, ci è arrivata la lettera della dirigente e in teoria appunto comincerà la vaccinazione anche lì
dalle categorie più a rischio all'interno della scuola, che sono le maestre della scuola dell'infanzia, poi scuola primaria, insomma, e via così. Però cioè, noi appunto avremo AstraZeneca e c'è stato proprio specificato che cioè, effettivamente ci sono comunque delle grandi limitazioni, perché certe categorie diabetici eccetera, cioè, non possono accedere a questo vaccino. In più non sappiamo neanche, cioè abbiamo tanti margini di incertezza che dobbiamo esserne consapevoli, quindi io spero che insomma, non è che una volta che uno è vaccinato deve essere consapevole che può essere comunque non si sa quanto dura la copertura, cioè ci sono veramente dei punti. Io spero che non sia considerato il vaccino come il toccasana e dopo liberi tutti, ma che la prudenza ci accompagni anche dopo la vaccinazione. Ecco, volevo solo dare questa informazione perché mi è stata data a mia volta, nel senso i dirigenti e i responsabili Covid dei vari istituti hanno avuto proprio delle indicazioni molto precise, insomma, su questo. Cioè, noi sappiamo che dopo la seconda vaccinazione avremo un'immunità all'80% intanto e dopo un determinato periodo, e soprattutto non sappiamo quanto durerà questo, perché non ci sono ancora i dati. Ecco, sicuramente paghiamo un po' lo scotto di avere un'organizzazione del piano vaccini, vi ricordate? Ecco, ovviamente adesso sto per fare una domanda a Rigo, come si chiama il famoso, eccolo qua, Arcuri, che io in una piccola mia performance giornaliera ieri o l'altro ieri ho abbastanza strigliato, perché in effetti ha fatto solo propaganda. Vi ricordate, i primi di gennaio c'era solo lui sul giornale, ovviamente Arcuri è stato, come dire, soldato di Conte, soldato di Casalino, che ha seguito gli ordini della propaganda, del far vedere che tutto andava bene, no? Vi ricordate? Sembrava come se fossimo primi in Europa, primi nel mondo per la vaccinazione. I banchi, Arcuri ha voluto fortemente i banchi con le rotelle, le primule, cioè nel senso 400 milioni. Ecco, ricordate che 400 milioni più 300 milioni di banchi con le rotelle che poi sono finiti magari nel dimenticatoio. Andiamo avanti tanto con questi banchi a rotelle, cioè no, non è possibile che ogni trasmissione sento parlare di banchi a rotelle. I banchi a rotelle li hanno ordinati i dirigenti scolastici, se non li volevano non li ordinavano. Basta, adesso finiamola con questo discorso che veramente ha stufato. Pensi che anche la scuola di Mario Draghi oggi usa i banchi a rotelle esattamente quelli, i gesuiti, adesso non mi ricordo quale sia. Pensi lei. In altri stati li usano. Beh, sì, allora, vogliamo continuare su questo tema? Continuiamo. Stiamo parlando di vaccini. Arcuri avrà fatto i suoi errori, sicuramente non è stato il migliore del mondo, ma è vero che l'Italia era prima tra i primi posti al mondo per il numero di vaccini che stava ricevendo e i grafici lo dicevano. Dopo è cambiata la situazione. Dopo effettivamente è peggiorata e le case farmaceutiche hanno deciso evidentemente di vendere a chi pagava di più. E questa è la verità, perché io non so quanto ha pagato la Gran Bretagna rispetto a noi. Ma non può essere un problema di soldi il vaccino. Allora, vogliamo dire che il problema dell'Italia è Arcuri? Va bene, potete dirlo, ma non è vero, perché è falso. Perché il problema è in Europa, è nel mondo ed è dei privati che producono un vaccino da cui non se ne esce se non lo danno in giro. Perché il problema principale è uno solo. Queste case farmaceutiche hanno interesse ad avere soldi. Bene, se non liberalizzano il vaccino, sai quanti soldi perdiamo in tutto il mondo se andiamo avanti così? Allora o dietro c'è un progetto alieno che nessuno conosce, dei poteri occulti, vogliamo dirlo così, oppure semplicemente c'è una mentalità del privato rispetto al pubblico che deve cambiare in queste situazioni di emergenza. Gli stati, l'America ha stampato 4.000 miliardi, cioè fino a 10 anni fa erano cifre impossibili, l'Europa 750, allora le cose cambiano. Rico vuole rispondere lei a... No, ecco, sui vaccini dico una cosa anch'io, cioè che è giusto puntualizzare che il Veneto non è lento, il problema è che non ci sono vaccini, cioè è di oggi il dottor Flora ha dato indicazione alle ASL di fare 17.000 vaccini al giorno, si chiuderà venerdì l'accordo con i medici di base. Considerate che i medici di base sono 3.000, così diciamo un po' a spanne, metti che aderiscano in 2.000, cioè in 2.000 se fanno 10
vaccini a testa, sono 20.000, ma il problema è che i vaccini non ci sono, cioè la macchina è pronta e è pronta anche per essere ulteriormente rafforzata, ma se non ci sono i vaccini non si può farlo. Se prima ci dicono vi mandiamo 100 vaccini, poi dalla sera alla mattina dicono e unilateralmente decidono, tra l'altro a regione è cambiato, cambia l'ammanco, il Veneto, vabbè, guarda caso, è una di quelle che ne ha ricevute meno, e da 100 se ne è trovati 45, poi la confusione sulle somministrazioni perché le indicazioni che ci hanno date erano quelle di fare la seconda dose entro i 20 giorni. E adesso sembra che, per esperienze che hanno avuto all'estero, in Inghilterra in particolare, sembra che forse sia quasi meglio ritardarla la seconda dose. Una confusione totale. L'Europa, che doveva garantire l'Europa i vaccini, perché i contratti li ha firmati l'Europa, e visto che altri stati li ricevono, Inghilterra, Israele, eccetera, è di oggi la notizia che alcuni stati europei domani si recheranno a Gerusalemme, la Danimarca e l'Austria, per siglare l'accordo per ricevere i vaccini, anche perché i vaccini ci saranno le prime e le seconde dosi da fare, ma l'anno prossimo bisognerà farlo ancora, per cui il Veneto in questo momento sta tenendo una riserva, giustamente, perché ovviamente non possiamo più fidarci. Chi ci dice che domani non chiamino, dicano scusate, ve ne mandiamo ancora meno. Per cui la situazione è gravissima e senza una... Però Rido, volevo sapere da lei, Arcuri, invece Figliuolo era meglio di Arcuri perché Cusumano mi ha bloccato, però alla fine volevo capire, secondo lei Arcuri ha fatto un po' di marketing? Diciamo che io non ho la sfera di cristallo, non so se sarà un governo che farà bene, però diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino, una strada buona l'abbiamo imboccata. Ecco, Arcuri ha fallito su diverse partite, penso a quella delle mascherine, che non è riuscito a procurarle. Io mi ricordo l'anno scorso di questi tempi erano le regioni che dovevano arrangiarsi a procurare le mascherine. E sui banchi a rotelle è un dato di fatto che è una cosa che ha gestito lui, farà arrabbiare qualcuno, però è una cosa che fa ridere ma fa anche piangere. E sulle primule è stata un'altra delle sue partite, cioè Arcuri faceva parte di quello show messo in campo da Casalino e da Conte di spettacolarizzare questa crisi, di fare le conferenze stampa di notte, di farle mezz'ora in ritardo per aumentare la suspense. Ecco, Arcuri faceva parte di questo sistema. Fortunatamente è stato allontanato, è stato messo al suo posto un generale, una persona quindi, commissario all'emergenza, una persona che con le emergenze è abituato a lavorarci, ha fatto una carriera, è un grande esperto di logistica, è anche un alpino e noi veneti siamo anche sensibili agli alpini, però al di là delle battute, ecco, sembra un cambio di passo anche nello stile. Bene, allora senta Sindaco Schiesaro, se andiamo avanti così, fino al 2022 mi sa che terremo le mascherine, non so se ha sentito Passò, si parla addirittura, mi alzo dalla sdraio, in piena estate con 35 gradi devo mettermi una mascherina, magari ho le pinne, vado in acqua, magari mi toccherà mettere la mascherina pure là, perché anche là se vado in acqua ci può essere la vicinanza. Siamo veramente in una situazione un po' difficile da immaginare, che cioè questi governanti secondo me se la sono presa gran comoda, finora. Sì, finora io credo che le persone, la politica, alcuni giornalisti, eccetera, si dimentichino di cosa ha saputo fare il nostro paese quando ancora, diciamo, non era tutto centralizzato a livello europeo, quando c'è stata l'epidemia a Napoli negli anni 70. Penso che forse nessuno se lo ricorda. Il famoso colera. Il colera di Napoli è stato affrontato con grandissima dignità da parte dei napoletani, e credo che molti ci ascolteranno, e oggi purtroppo molti se ne sono dimenticati.
quell'epidemia lì fu affrontata in maniera molto diligente attraverso uno dei tanti militari dell'esercito italiano, è stato affrontato con una grandissima campagna di vaccinazione, non c'erano persone che chattavano e mandavano i WhatsApp e tantomeno non c'era Facebook, c'era gente che si fidava della scienza, c'era uno Stato che difendeva i propri cittadini e c'era, non c'era nessuno che diceva di chiedere aiuto all'Europa. L'Italia ha fatto da sé, ha comprato i vaccini, ha vaccinato il proprio popolo e nel giro di 2 mesi Napoli è stata liberata dal colera. Sono stati aperti i sanitari, gli ospedali, hanno aperto le palestre. Andate a vedere cosa è accaduto a Napoli in quel tempo. Oggi sembra quasi che noi siamo diventati delle persone scevre dal buonsenso e ci stiamo affidando a qualcuno, come arrivasse il Messia, che dovesse sistemarci la situazione. Una volta è Arcuri, una volta è la von der Leyen, una volta è Draghi, una volta è Tizio, una volta è Caio. Non ci sono salvatori della patria, ci sono persone dotate di buonsenso che, come da buon padre di famiglia, quando accadono dei periodi difficili come quello che sta accadendo oggi, va a negoziare i vaccini a livello nazionale e a livello europeo. La Danimarca non è un paese di sprovveduti, l'Inghilterra assolutamente no, anzi è il mio modello, perché io sono una persona intimamente liberale. Io credo che i rapporti tra lo Stato e le aziende siano sacrosanti e siano la chiave di volta per la riuscita e il progresso di una società. La Gran Bretagna è un paese 100 volte più civile, i politici britannici e le istituzioni britanniche sono 100 volte più civili, fanno meno vanesie sulla stampa, parlano molto meno di noi, non hanno avuto Arcuri, non hanno avuto le primule, hanno avuto degli scienziati delle istituzioni e delle aziende che si sono strette la mano, nessuno ha parlato di liberalizzare i vaccini, nessuno ha parlato di espropri proletari, hanno semplicemente fatto dei contratti a maggio e a giugno dell'anno scorso e ad oggi sono stati i primi ad essere forniti. L'Europa è stata l'ultima ad essere fornita delle idee, soltanto delle idee di andare a sottoscrivere dei contratti. Quindi io credo intimamente che tanto più allontaniamo le decisioni dal popolo, tanto meno queste decisioni saranno efficaci ed efficienti. Se noi pensiamo che degli uffici a Bruxelles possano coordinare la distribuzione di tutti i vaccini in Europa, voi siete dei sognatori, perché è impossibile. C'è bisogno di un coordinamento nei livelli più prossimi ai livelli territoriali e questi sono i governi centrali dei singoli paesi e le regioni. Non è possibile che a Bruxelles possano pensare di sistemare i piani di vaccinazione e tantomeno acquistare milioni di vaccini per tutti gli europei, perché abbiamo visto che questo è fallimentare, non è possibile, non è realizzabile. C'è bisogno di un altro modello. E come diceva lei prima, l'Europa si è trovata impreparata nei confronti dell'epidemia. Allora, l'Europa si è trovata impreparata alla crisi economica del 2012. L'Europa si è trovata impreparata alle migrazioni degli anni 10, perché i primi anni 2000 era meno. L'Europa si trova impreparata ai vaccini. L'Europa si trova impreparata ai populisti. Cioè, ragazzi, ma l'Europa si trova impreparata a tutto. Abbiamo gli Stati Uniti che vanno avanti, abbiamo la Cina che sta dimostrando come ai noi si amministra e si gestisce. Io sono, guardate, 100 miliardi di chilometri anni luce da un modello cinese, ok? Ditemi, l'Europa è impreparata a tutto. Allora, e ritornando al pensiero di Spinelli, quindi sicuramente un liberale ma un federalista, ok? E non sognava Spinelli di centralizzare tutto a Bruxelles, assolutamente no. E Spinelli è un federalista, parlava di un'Europa dei popoli, di un'Europa federata,
e oggi non è né dei popoli né federata, è un'Europa bancocentrica, è Bruxelles centrica, si decide tutto a Bruxelles, ragazzi, non va bene. Stiamo dimostrando questo, un fallimento. Siamo andati avanti per tanti anni in Italia a dire che non può Roma controllare tutto, non che io sia, io sono un europeista dell'Europa dei popoli e sono un federalista, io sono contro le centralizzazioni delle decisioni, sono contrario, perché abbiamo visto che cosa accade, quando tutto viene centralizzato. Arcuri era l'emblema del centralismo di uno Stato, gestiva l'Ilva, le mascherine, i gel, le forniture, le primule, ma che roba è questa qui? È una roba incredibile. Infatti è stato un fallimento. Prima diceva uno di Vigo d'Arzere che è colpa di Arcuri se non arrivano i vaccini. Non sto dicendo che è colpa di Arcuri se sono arrivati tardi i vaccini. Sicuramente uno Stato sovrano come è l'Italia, come sono tutti gli altri paesi, deve sempre avere la carta di scorta, deve sempre avere il piano B. Infatti, e il piano B l'Italia non ce l'ha. Infatti a proposito di questo, Cusumano, cioè, noi siamo un paese, prendo spunto da quello che ha detto adesso il sindaco Schesaro, cioè noi siamo un paese dove comunque la burocrazia, l'organizzazione fa un po' parte della nostra caratteristica. Certo. No? Prima di fare una cosa dobbiamo fare 500 pagine di legge, infatti sono 33.000 mi pare le pagine scritte di DPCM, regole 1, 2, ter, quater, eccetera. Quindi secondo lei, quinta potenza mondiale, sesta potenza, va bene, dipende dai punti di vista, com'è possibile invece che sul piano vaccinale abbiamo cannato, passiamo questo termine, siamo in fascia non protetta, ha cannato completamente la strategia? Cioè c'è qualcosa sotto, mi viene a pensare, cioè... Ma il pensiero principale che mi viene è stato quello sulle dosi dei richiami, nel senso che l'Inghilterra per esempio non ha fatto richiami, li ha dati giù totalmente e ha visto un abbassamento incredibile dei contagi. E questo è un dato che io, abbiamo sentito più volte, non posso non tenere in considerazione. Noi abbiamo fatto un'altra scelta, abbiamo detto no, teniamo anche le dosi da parte per il richiamo. E forse questa scelta, sicuramente precauzionale, non ci ha premiato però dal punto di vista dei contagi, nel senso che adesso in questa settimana stiamo vedendo i risultati. Quindi bisognerebbe sicuramente cambiare marcia in questo senso, ma torno al discorso di prima, bisogna che ci siano delle forniture di vaccini più ampie, sì, cioè è tutto là, noi dobbiamo raggiungere un'immunità di gregge. È vero che il modello inglese è giusto, però ha pagato tanto all'inizio quello che ha fatto Boris Johnson, cioè Boris Johnson ha dovuto prendersi il Covid per capire che stava sbagliando tutto. Però ricordiamoci che Conte si sbeffeggiava un po' di Johnson, cioè nel senso a livello mediatico, guardate perché quegli esempi che avevamo, che erano Trump, Boris Johnson e Bolsonaro sostanzialmente, che era quella, diciamo, lasciatemi questo termine magari un po' improprio, però della destra mondiale, nel senso queste figure forti che comunque mostrano una rottura col passato e sono una destra molto forte. Hanno basato la loro, diciamo, comunicazione iniziale nella negazione di un problema e questo è costato vittime. Allora è vero che Boris Johnson poi ha capito, ma non dimentichiamo anche gli errori che ha fatto prima. Noi abbiamo fatto un altro errore, abbiamo detto ma prima di fare tutte le dosi subito teniamo i richiami in modo da averli per riuscire dopo successivamente appunto a solo che se continua così ci vaccineremo tutti tra 3-4 anni. No, allora i pronostici, se andiamo avanti a questo ritmo, vanno praticamente oltre il 2023 e quindi vuol dire ed è impensabile arrivare a una copertura totale, però questo, quando parlo di copertura totale vuol dire quindi che vengono presi tutti meno quelli che... Chiuderemo tutte le aziende allora. No, però se invece si riuscirà a raggiungere, secondo me, una buona immunità, diciamo, riuscendo ad agire appunto con le prime dosi e diciamo, vedendo poi con i richiami in un secondo momento, possiamo riuscire ad arrivare già dopo l'estate ad avere un livello molto più basso di contagi. Ho parlato oggi con un medico di medicina generale, mi ha detto io ho fatto prima dell'ottobre-novembre il vaccino antinfluenzale, ho fatto 700 iniezioni, mi pare che mi abbia detto, su 1800 mutuati in 20 giorni. Quindi effettivamente, senza scoprire l'acqua calda, come si dice, però è chiaro che il medico di medicina generale, il medico di base, come vogliamo chiamarlo, è diciamo, il viatico dove deve passare la vaccinazione di tutti, perché pensate un po', apri la fiera, apri lo stand,
la palestra del comune X allestisci tutto quanto, crea le corsie, prendi la gente, sanitari disposti, cioè è un dispendio di energie pazzesco in questo momento sicuramente. Sì, il però, CTS, insomma. mi perdono, non voglio rubare tempo, però attenzione, i medici di famiglia hanno anche le incombenze, hanno anche l'ordinarietà, hanno anche la Ho sempre fatto il vaccino anti-influenzale. Ho capito, ma un conto è a random, tot. Qui stiamo dicendo che, parlo del mio, 7 medici di famiglia di Cadoneghe devono vaccinare 16.000 persone, non è la stessa cosa. È come quando il governo ha fatto il 110, però e tiene sempre quei dipendenti comunali. Ho capito, oltre all'ordinarietà c'è anche il 110 che le ristrutturazioni, quelle cose lì. I medici di famiglia, poveretti, hanno, cioè, avete presente i medici di famiglia in questo periodo che hanno la coda fuori gli ambulatori? Sì, è anche vero, Sindaco, che No, Fiera di Vicenza, 9 corsie. Come? Fiera di Vicenza, ci sono 9 corsie per fare le vaccinazioni. Sì, Quindi ma anche a Padova, voglio quante dire. persone si possono vaccinare? Ho capito. 9 ogni quarto d'ora, 20 minuti. Certo, ma quanti militari abbiamo nelle caserme e sono abilitati alla professione medica che possiamo richiamare? Guardate che la scelta di Draghi è questa, La scelta di Draghi non è far leva solo sui medici di famiglia e sinceramente mi sento di spezzare una lancia nei confronti dei medici di famiglia o nei confronti degli insegnanti. Cioè, attenzione ragazzi, cioè, non carichiamo tutto sulle stesse persone perché sono lì. Cioè, cerchiamo anche di richiamare delle persone che sono nelle caserme e sapete quanto io sia un grande difensore delle nostre forze dell'ordine e forze armate. Chiamiamole, utilizziamole e il senso di Draghi di chiamare il generale Figliuolo ai vertici del nostro paese al posto di Arcuri è proprio per dire ai militari mettiamoci in animo e bisogna organizzare le vaccinazioni con quel sistema lì, con loro. Attenzione, mi sento di dire che non possiamo caricare ulteriormente sui medici di famiglia, perché parlo sempre per quello che io so, 300 accessi avevamo ai servizi sociali nel 2020 nel mio comune, 1000 accessi ai servizi sociali nel 2021. Stiamo parlando che è triplicato. I problemi sono di natura psicologica e molti vanno o dal sindaco o dal medico di famiglia. E il medico di famiglia sta diventando anche uno sfogatoio. Abbiamo le ricette, lo sfogatoio, i vaccini influenzali, i vaccini anti-Covid. Quanto può andare avanti questo stress? Cioè il sistema non può reggere, c'è bisogno delle altre forze che oggi sono lì in attesa di essere chiamate, che entrino in campo e facciano la loro parte. Io la vedo così. Andrea, vorrei aggiungere qualcosa rispetto... Vorrei difendere un po' l'Europa, diciamo, perché mi ha proprio chiamato in causa, nel senso che parlare sempre di Europa burocrate, ecco, vorrei veramente sottolineare come le istituzioni europee sono un Parlamento che è votato dai cittadini europei, dei commissari che sono diciamo, espressi da ogni singolo Stato e quando c'è qualcosa che non va è più che altro il Consiglio d'Europa che è dato dai singoli Stati, cioè quello che non va nell'Europa è che ancora il processo di integrazione non è perfetto, perché quando si dice non ha funzionato con l'immigrazione, l'Europa ha una politica di gestione dell'immigrazione chiarissima, di integrazione, di gestione anche diciamo, delle emergenze umanitarie e d'altra parte di integrazione con dei fondi europei ad hoc della serie chi c'è qui però deve avere una conoscenza approfondita della lingua, possibilmente se ha già delle competenze sue poterle utilizzare. Ecco, questa è la parte diciamo europea dell'Europa, ce l'ha chiarissima, la parte che non ce l'ha chiara è il Consiglio d'Europa che è fatto dai singoli Stati e che purtroppo ha ancora il potere di veto e che ce l'ha. Non ci siamo resi conto che l'estate scorsa c'è stato veramente un passaggio storico importantissimo, perché quel Consiglio d'Europa che fino all'estate scorsa ha sempre bloccato delle decisioni, per cui per esempio il fatto di non riuscire a ricollocare gli ingressi in Italia, poterli ricollocare. Adesso abbiamo in Bosnia 1200 bambini, non riusciamo a ricollocare 1200 bambini che sono nei boschi. Allora, quello non è l'Europa, è il Consiglio d'Europa e sono i singoli Stati. Quindi, vediamo la telefonata da casa, Andrea. Ci vuole più integrazione. Pronto, chi parla? Pronto? Sì, pronto,
buonasera al direttore Sebastiano D'Apano. Sì. Io vedo che questo Draghi sta facendo naturalmente di nuovo come l'ha fatto Conte, zone rosse, zone gialle, arancione. Però gli ricordo a Draghi che oltre che ha licenziato Arcuri, il giorno 31 una bella fetta degli italiani, come anche io, rischiamo il posto di lavoro, di essere licenziati. E tutto adesso che ora è 31 ancora è fine 31 il problema, non ne stanno più parlando. Cioè noi stiamo rischiando di rimanere senza lavoro e loro pensano ai vaccini, pensano quello, pensano di chiudersi. Questi vaccini, se non l'abbiamo capito, noi italiani non siamo in grado di farci valere, non siamo in grado di andare via l'Europa, o ci date vaccini o andiamo fuori dall'Europa. A che cosa serve questa madre Europa quando si sta facendo morire 400 persone al giorno? A che cosa serve? Quanta gente deve morire per andare a prendere questi vaccini? Se no vuol dire che sono favorabili, che non muore nessuno. Mi scusi per lo sfogo e complimenti per la trasmissione. Grazie. Buonasera direttore. Grazie Sebastiano da Abano Terme. Ecco, senta Cusumano, quindi ha detto molto chiaramente, c'è il problema degli oltre, si parla di 1 milione di potenziali persone che verranno licenziate e quindi questa bomba all'orologeria. Va bene, è chiaro che Draghi ha assunto, io lo condivido personalmente, meno caciara, meno social, meno Facebook, meno faccio conferenza stampa alle 3, però esco alle 8 così vedo il TG, meno tensione, quindi però più fatti, quindi adesso non so cosa ci riserverà Draghi, manca un mese, però il problema c'è lo stesso. Ma fatti, io penso che con la maggioranza che ha dovrebbe fare dei fatti incredibili. In Europa dovremmo essere fortissimi perché hanno un governo sostenuto da tutti praticamente, meno che da Fratelli d'Italia e qualche tiratore delle 5 Stelle. Quindi sostanzialmente in realtà il problema è evidente che qui non è nel governo ma è nella gestione che abbiamo in questo momento. Per quanto riguarda i licenziamenti, questo è un virus mondiale, fa danni, sì, fa danni. E qui ce l'abbiamo per fortuna le tutele del lavoro, immaginatevi i posti dove non hanno le tutele del lavoro, tipo in America, che voglio dire, qui abbiamo ancora delle leggi che bloccano i licenziamenti, che continueremo a fare, continueremo a prorogare perché insomma riusciamo ad avere anche dei fondi dall'Unione Europea, per questo da ridistribuire, oltre che ai licenziamenti, anche bisogna darli assolutamente alle piccole e medie imprese che stanno ricevendo qualcosa, ma è troppo poco rispetto a quello che sono i costi che hanno e che hanno sostenuto anche per tutta una serie di cose che poi non hanno funzionato. Quindi io penso che questa pandemia è sicuro che produce delle vittime, oltre ai morti produce delle vittime anche da un punto di vista economico. E con chi dobbiamo prendercela? Dobbiamo prendercela con la mala gestione del governo? Io non penso. Dobbiamo prendercela con questo virus, dobbiamo prendercela con quella fetta di persone che ancora oggi decide di non vaccinarsi. Mi inseriscono e per carità poi esco dai vari gruppi Telegram a cui mi inseriscono di no, non vaccinarti, non vacciniamoci. Ecco, allora quelli forse sono un problema in questo momento. Per fortuna in Italia il numero di persone che non vuole vaccinarsi per il Covid è comunque un numero limitato. In Francia invece hanno dei problemi su questo perché il movimento anti-vaccino Covid, che non prende dentro solo i Novax al 100%, ma prende dentro la fetta che proprio non vuole vaccinarsi per il Covid, in Francia per esempio sono tanti. Allora ricordiamoci sempre che sì, possiamo cercare un colpevole ed è molto facile. Adesso additiamo Conte, additiamo Di Maio, adesso additeremo Draghi, additiamo la von der Leyen, ma il problema è un virus a livello mondiale che sta facendo strage, quindi sinceramente capisco l'ascoltatore perché queste situazioni non sono solo sue, non è che io sono seduto su questa poltrona e sono sereno, non lo sono neanch'io, perché comunque anche la mia azienda, voglio dire, sta facendo le sue scelte in questo momento e lo stanno facendo tante altre società. Il mondo della ristorazione a cui la mia famiglia è molto legata, per esempio, adesso sta soffrendo delle pene indicibili con perdite di fatturato infinite, che dopo se uno ha un bar piccolo, magari a gestione familiare, tra virgolette, fa fatica ed è bruttissimo anche per lui, ma proviamo a pensare a grandi stagioni come quella di Jesolo,
proviamo a pensare effettivamente cosa manca a Bibbione, a Sottomarina, a Chioggia, a Venezia. Si vede sul PIL nazionale il fatto che Venezia non sta lavorando con il turismo. C'è questo virus purtroppo e dobbiamo combatterlo rispettando tutte le regole. Ecco, sul rispetto delle regole, per esempio, secondo me bisognerebbe pensare a delle regole che permettono un po' la convivenza, continuando ad abbassare i contagi. Purtroppo continuo a vedere delle scene che non mi piacciono tanto, ma non è neanche colpa della gente, perché se effettivamente uno dice i bar sono aperti, io vado nel bar, vado in centro, vado a farmi la passeggiata, perché si può fare. Il problema è che io cittadino, se vado in centro a Verona, vado in centro a Padova, vado in centro a Roma e vedo che lì c'è un mega assembramento e che c'è la fila fuori dal McDonald's, come mi capita sempre di vedere appena cioè passiamo dall'arancione al giallo, ecco, forse noi come cittadini lì dovremmo fare lo sforzo in più e dire, bah, magari insomma vado in un altro locale, vado in un altro posto, mi sposto in una zona più sicura. Però capisco benissimo quello che ha detto il telespettatore ed è una situazione drammatica e io dentro di me sono convinto che ce la faremo, però il costo sarà molto alto e sicuramente dobbiamo essere molto uniti come Italia, tra le regioni, come Europa per riuscire a superare, perché se poi iniziamo a additare altri colpevoli le colpe a destra e a sinistra, che per carità ci saranno anche, non ne usciamo più. Va bene, lanciamo un piccolo stacchetto pubblicitario e poi torniamo in diretta. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Di nuovo in diretta, 22:13 se non sbaglio, sì. Insieme alle Persone TV è un nuovo canale, un nuovo modo di concepire l'informazione. Siamo su YouTube e Facebook, quindi insieme alle Persone TV vi invito a mettere mi piace e iscrivervi al canale. Informazione, opinione e ovviamente il nostro pezzo forte, il talk show del mercoledì e giovedì, in attesa magari che con chissà più vaccini si possa fare più informazione come piace a noi andare in giro nelle piazze. Grazie a Insieme alle Persone TV. Stoppato, giovane, vediamo qua, giovanissimo Stoppato, ci dica un po' la sua, cioè voi giovani che state bene a casa a giocare con la PlayStation e Facebook, quindi va benissimo per voi in questo momento. Non sono molto convinto. Allora, innanzitutto vi prego di scusare il mio cugnato Zeno, autore dello scherzo di prima, lasciamo stare, è un burlone. Ah, sì, no, vabbè. Per quanto riguarda i giovani, i giovani non hanno bisogno di stare a casa o sul divano, si stufano anche loro. I giovani hanno bisogno di uno Stato che investa su di loro, che gli dia un futuro e che gli dia certezze per il futuro.
Di certo non è quello Stato che abbiamo visto ultimamente e che continuiamo a vedere da anni, da troppi anni, che è uno Stato sicuramente, mi riallaccio un po' ai discorsi di prima, troppo pignolo, e uno Stato a cui piace piangersi addosso, perché stiamo lì a guardare le persone che fanno assembramento, che fuori dai locali, quando in realtà stanno facendo semplicemente quello che gli è permesso fare, perché le persone non stanno fuori dai locali se i locali sono chiusi. Quando i locali sono aperti è ovvio che le persone ci vanno. Questo sta in noi, stare attenti, usare le mascherine e tenere il distanziamento sociale. Prima cosa. Secondo, e questo riguarda il piangersi addosso, secondo, uno Stato che si perde facendo lo schizzinoso. Perché? Perché servono per forza i banchi a rotelle e servono per forza servono per forza le margherite per andare a vaccinare. Ma qua è questo, ogni giorno chiudono aziende su aziende. Siamo una regione con le spalle larghe, che abbiamo, i nostri genitori, i nostri nonni hanno lavorato per anni, ci stanno dando un futuro, ma è ora di finirla, di perdere tempo, perché ogni giorno le aziende chiudono e le persone rimangono senza lavoro e i giovani rimangono senza speranze. Quando una generazione perde le speranze, perde la fiducia nello Stato che li rappresenta, bene, questo Stato sta fallendo, sta facendo completamente il contrario di quello che dovrebbe fare. Quindi è importantissimo smetterla di fare gli schizzinosi, come dicevo, sui vaccini, perché non ci sono vaccini di serie A o di serie B. Se i vaccini sono riconosciuti, devono essere usati e la popolazione deve essere vaccinata nel minor tempo possibile, perché è l'unico modo per tornare alla normalità. La macchina sanitaria regionale e la macchina vaccinale regionale è la migliore di tutta Italia, è invidiata in tutta Europa, dobbiamo solo farla lavorare con i vaccini di cui ha bisogno, di cui i veneti hanno bisogno. Benissimo. Per tornare a essere liberi, per tornare a lavorare. E cito due categorie soprattutto che sono sempre dimenticati. Soprattutto parto dalle palestre. Noi abbiamo palestre che hanno distanziato tutte le macchine, si sono dotate di tutti i meccanismi possibili per il distanziamento sociale, per il controllo della febbre, della temperatura e tutte queste cose qua. E nessuno ne parla. Questi sono chiusi ormai da guardi, noi come trasmissione stiamo parlando da settimane per dare voce alla protesta di chi fa l'imprenditore. Vediamo la telefonata da casa. Pronto, chi parla? Sì, buonasera, mi chiamo Walter e telefono dalla provincia di Verona. Sì, prego. Io ho vissuto la seconda guerra mondiale, da bambino dopo la seconda guerra mondiale, con una miseria, diciamo, roba da matti. La differenza, diciamo, questa qua è una guerra batteriologica, non è mica meglio della guerra mondiale, delle guerre mondiali fatte con le armi. Perché le guerre mondiali fatte con le armi, qualche pezzo di mondo lo salva, si salva. Qua non si salva nessuno. Noi avevamo attraversato una miseria enorme, ma questa qui che ci viene adesso è peggiore ancora. È peggiore. Qua prende tutto il mondo, sia per la malattia e sia per l'economia, sia per il lavoro. La miseria vera deve ancora cominciare, quella del lavoro, quella dell'economia. Qua se non ci mettiamo tutti insieme, essere onesti e essere equi, soldi non sprecati, stipendi da centinaia di migliaia di euro, pensioni, devono essere equi quasi, altrimenti ci sarà una grossa fascia di gente che muore di fame e quei pochi che ricchissimi. Questa qui è la guerra batteriologica. Io ho 77 anni, io mi intendo uno di quei milioni e milioni di italiani che hanno fatto l'Italia. E vederla buttare via così perché ci sono ancora questo egoismo di soldi, di poteri, di segni,
È una cosa vergognosa. Sì, l'argomento è molto complesso. Purtroppo siamo in chiusura, grazie della testimonianza, grazie tante. Effettivamente quello che ha detto il signore della provincia di Verona è molto valido, però ovviamente non basterebbero 3-4 puntate per parlare di questa cosa. Ahimè siamo in chiusura, andiamo con dei flash. Cosumano, mi dica la verità, ha pianto lei quando Conte non ce l'ha fatta? Sì, ma adesso sta tornando col 5 Stelle, quindi sono contento. Volevo sapere questo, sì. Sì, sono molto contento. Il Movimento 5 Stelle è stato la cura per certi problemi che aveva questo Paese. Siamo riusciti a portare a termine i nostri punti, diciamo, dal taglio dei parlamentari al taglio dei vitalizi, allo spazzacorrotti, adesso sulla prescrizione, tutta una serie di cose. E adesso siamo in un momento di evoluzione. Volevo aggiungere il decreto dignità, anche se non mi piace, però aggiungo il reddito di cittadinanza ha portato anche quello, prima non l'ho citato, però sì, abbiamo raggiunto gli obiettivi con cui ci siamo candidati. Ora che abbiamo portato a casa quello che era gran parte del nostro primo programma, inizia una fase, diciamo, in cui ci prepariamo a cambiare, perché siamo entrati con uno scopo, abbiamo raggiunto gran parte di quello scopo, non del tutto, perché i temi sulla legalità, prima si parlava degli stipendi, dei vitalizi, anche quelli vanno ancora comunque rivisti su tanti benefici, perché è di pochi giorni fa il fatto che i parlamentari italiani sono praticamente i più pagati, non vorrei dire una cavolata, ma mi pare al mondo. E quindi voglio dire, abbiamo ancora su cui lavorare. È chiaro però che molte battaglie con cui siamo entrati in politica le abbiamo raggiunte. Ora è arrivato il momento di fare un cambiamento importante, mantenendo le nostre radici, ovviamente quelli che sono i nostri principi, e credo che Giuseppe Conte possa ben rappresentare questo cambiamento del Movimento 5 Stelle. In un futuro, insomma, ci prepareremo anche alle prossime elezioni, perché ormai, insomma, non è che manchi poi tantissimo. Senta Andrea, quindi Zingaretti soffre un po' di questo potere di Conte, perché dai sondaggi sembra che un buon 5-6%. Sì, i sondaggi dicono effettivamente che forse la parte più centrista, diciamo, del Partito Democratico si sposti verso l'area moderata, usiamo forse questo termine, di qualche cosa viene rubata a Forza Italia e Fratelli d'Italia, però di fatto Conte diventerebbe più potente a discapito del PD. Sì, diciamo che appunto all'interno del PD sappiamo appunto c'è una parte che vede come strutturale l'alleanza con il Movimento 5 Stelle e un'altra invece che l'ha vista come una contingenza, ecco, per cui io devo dire mi sento più vicino a questa parte, però in questo momento penso che un governo così allargato, come ha detto anche in maniera diversa, con toni diversi l'ultima telefonata, sia forse proprio quello che ci serve per uscire dalla guerra, come ci è voluto un governo unitario per uscire dalla seconda guerra mondiale, ci vuole anche un governo unitario per uscire da questa pandemia. Volevo fare più domande sulla scuola, perché so che lei è insegnante. Sì. Non le voglio chiedere dei banchi a rotelle, perché sennò... No, io vorrei parlare dei banchi, sì, perché ormai veramente quando si parla di banchi a rotelle, anche uno che ha messo i piedi nella scuola 70 anni fa c'ha il riflesso pavloviano che diventa... ecco, allora, io i banchi a rotelle li uso da mo', perché nella mia scuola c'era un'aula con i banchi a rotelle che, devo dire, servono per fare lavori di gruppo. Allora, se diciamo che nella scuola non è più la scuola che deve irreggimentare, che ti deve insegnare le cose in maniera tradizionale, che ci vogliono i banchi tutti così, ma appunto è la scuola in cui devo imparare l'empatia, la collaborazione, eccetera, vi assicuro che i ragazzi in quell'aula lì ci entravano più volentieri che in tutte le altre aule. Dopo che fossero stati acquistati probabilmente in un momento in cui in realtà i ragazzi poveretti dovevano stare proprio fermi, rigimentati e bloccati dove mettevamo i segni per terra, però alla fine adesso ci sono arrivate, abbiamo 2 aule, una ce l'avevamo prima e adesso sono arrivate un'altra aula con i banchi a rotelle, e c'è una bellissimo appello, lettera di Laura Biancato, che è la dirigente referente del Veneto di tutte le attività di innovazione didattica dell'Indire. L'Indire, tra le altre cose, ha proprio un campo specifico di innovazione sugli ambienti di apprendimento, perché voglio dire, dobbiamo cambiare anche il setting dell'aula scolastica per cambiare le modalità, e
questo ministro ne è consapevole, perché uno dei punti del suo, faceva parte il ministro Patrizio Bianchi, che faceva parte della task force che aveva dato, diciamo, un documento di elaborazione con la task force di Colao, uno dei punti è l'ambiente di apprendimento. Allora, secondo me, chi parla dei banchi a rotelle senza aver mai lavorato in una scuola è meglio se sta sono ignoranti, diciamo, dai, sono ignoranti. Sì, ma voglio dire, io li uso da mo'. Benissimo, ecco. senta, scherzavo, ho vista qualche foto che ho sbirciato su Facebook e lei ha dato una mano all'epoca per far venire giù dai camion i banchi a rotelle a Cadoneghe, ma allora ci sono a Cadoneghe o sono stati messi da parte? Se dopo non li usano è perché non sanno cosa servono, e allora peggio per loro, mi viene da dire. Allora, è come uno si inventa la BIC, continua a scrivere con la penna, con la penna d'oca, c'è la BIC, ecco, mi dispiace, piano piano ci arriveranno. Sindaco. Ma io ho aiutato appunto a scaricare i camion con i banchi a rotelle, 165 a settembre, e quel video ha fatto 25 milioni di visualizzazioni. Addirittura degli amici in Cina mi hanno mandato il video di Cadoneghe e l'ilarità era comprensibile, perché i banchi a rotelle, come dice la professoressa o maestra, comunque l'insegnante, possono essere interessanti in una finalità didattica, però di laboratorio. Non è pensabile che dei ragazzi rimangano ore e ore seduti su un banco a rotelle con un punto d'appoggio grande così. Siamo diventati tutti grandi in banchi tradizionali, siamo diventati tutti grandi in aule di laboratorio magari multimediali negli ultimi periodi, o magari così diverse con dei banchi a rotelle, ma pensare che una scuola pubblica sia impostata con delle aule con i banchi a rotelle è proprio, diciamo, faccio veramente fatica a poter pensare, anche perché bisogna tener conto del giudizio dei ragazzi, e i ragazzi non hanno visto positivamente questa scelta. I ragazzi delle medie di Cadoneghe non erano, diciamo, tutti così entusiasti di avere i banchi a rotelle, e anche i genitori non lo erano. Allora bisogna, e anche non mi piace, e sono stati i presidi a ordinare, no, perché non è che il preside si era svegliato stamattina ordiniamo i banchi a rotelle, no, perché c'era una proposta che è stata fatta, ed è arrivata anche a me la circolare dal Ministero dell'Istruzione, di girare la circolare ai presidi. Abbiamo fatto delle riunioni, il preside ne ha ordinati 165 e attiene all'autonomia scolastica, che io non vado a sindacare. Certo è che da contribuente ritengo, in un momento come quello che abbiamo vissuto e che stiamo oggi vivendo, investire 300 milioni di euro sui banchi a rotelle, dove buona parte di questi, peraltro, una volta rotti non sono neanche aggiustabili, perché sono delle componenti in plastica che una volta che si rompe diciamo il vassoio centrale, cioè lo devi gettare o lo devi sostituire. Va da sé che non è... Poi ci sono ancora a Cadoneghe che... c'è in un'aula, il resto, alcuni sono rotti, altri sono negli scantinati, altri in... vabbè, guardi, no, ci sono stati anche video con gli autoscontri. Comunque il nostro dirigente scolastico... Prego? A Cadoneghe sono discoli i ragazzi, evidentemente. Sì, a Cadoneghe, diciamo, no? E guardi che peraltro il nostro preside, che stimo, è uno tra... il futuro, ecco, meglio... È vero che noi abbiamo studiato, c'erano anche i banchi bloccati con la penna d'oca, quindi magari qualcuno ha detto... Ma sono nati fior di scienziati sui banchi, non è che è nata una tribù di decelebrati, sono nati degli scienziati, sono nati dei professori, sono nati dei grandi ingegneri e sono nati dei docenti che hanno insegnato a lei a diventare un insegnante. Non mi sembra che lei sia una scampata di casa, è un insegnante che ha studiato nei banchi di legno, erano anche molto ampi, perché pensa a te quanto deficienti erano gli insegnanti di un tempo, più ampio è il banco, più possibilità aveva lo studente di avere tutti i testi. Peraltro hanno investito sui banchi a rotelle, ma non hanno pensato di alleggerire le cartelle dei ragazzi che vanno a scuola, che sembrano dei muli degli anni 50 e vanno con la sporta a scuola. Ma che roba è? È questo il modello? Scuole fatiscenti. Cerchiamo di copiare un po' all'estero, facciamo meno i fenomeni in Italia. Sentiamo anche Rigo. Guarda, io ho fatto la quarta superiore all'estero io, e non avevamo i banchi a rotelle, non
credo di essere un deficiente, non credo di aver avuto colleghi deficienti. Sono tutte persone che si stanno informando, ci sono laureati. Si evolve il mondo, si evolve anche la scuola. Bene, Sì, ma non è che l'evoluzione, cioè ciò che arriva oggi sia sempre meglio di ieri. Ci sono anche delle involuzioni e ne vedo troppe, ne sto vedendo troppe sulla scuola pubblica, troppe e non solo. Bene, allora ecco, dobbiamo salutare perché siamo qua in chiusura. Giulia Andrian, consigliere comunale Schio Vicenza, Partito Democratico, Marco Schesaro, sindaco di Cadone, che è provincia di Padova, Giacomo Cusumano, consigliere comunale Padova, Movimento 5 Stelle, Filippo Rigo, consigliere regionale del Veneto, Lega. Salutiamo l'assessore Flavia Pastoro del turismo, edilizia privata, eccetera, eccetera, uffici demografici, Jesolo. E ovviamente salutiamo anche Mattia Stoppato, purtroppo abbiamo avuto poco tempo, Stoppato, ma magari vedremo più avanti, capogruppo Lega San Giovanni Potato, vice coordinatore Lega Giovani Verona. Che dire, siamo in chiusura, siamo stati bravi sulla tempistica, ovviamente le opinioni qua la fanno la maggiore, come avete visto, non solo informazione nuda e cruda, ma sana, piccante, critica. Ecco, lo dirò sempre, noi eravamo qui a marzo un anno fa da soli a fare, anche per la strada con il nostro tragitto, eravamo gli unici qui come gli altri giornalisti che veramente in prima linea. Noi continueremo a fare sana, fra virgolette, critica. Se una cosa deve essere criticata, si critica, se le cose non vanno, lo diremo sempre, insieme alle persone. Questa linea non l'abbandonerà mai e naturalmente neanche il sottoscritto. Vi aspetto domani. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa.